Abbiamo sentito la paura della tempesta dentro la nostra carne fragile. La tempesta di un tumore che in 2 settimane si è portato via ad appena 39 anni Sara Gastaldello, strappandola a Matteo Volpato, il compagno di una vita con il quale da 4 mesi condivideva la gioia della nascita della piccola Agnese. Certamente, prima di tutto voi, Matteo, e te, Sara, ne avete sentito il gelo, l'angoscia, mentre sembrava che tutto andasse bene e tanto bene. Una famiglia felice che si era stabilita a Salvatronda di Castelfranco a metà tra il lavoro di Sara, funzionario della Regione Veneto, e Matteo, impiegato in comune ad Asolo. E tutta la comunità ha partecipato all'ultimo saluto della giovane donna che ha saputo affrontare con il sorriso il suo tragico destino. Anche dei giorni della consapevolezza del male ci ha stupito tutti che non hai mai perso le staffe, non hai perso neanche la disponibilità a lasciarti aiutare, non eri rassegnata, ti stavi affidando. Sembra che se il male aveva tanto ferito il tuo corpo, la tua anima non ne sia rimasta scalfita. In questi giorni così repentini e veloci, così tremendi per certi aspetti, voi siete stati fortissimi, capaci di dedicare e donare la vita l'uno all'altra prima che il male provasse a farvela perdere. Un matrimonio celebrato in ospedale pochi giorni prima della morte, con Sara che ha voluto con sé anche le amiche di una vita. Sara, racconteremo alla tua bambina di quanto forte, incredibile e coraggioso sia stato il suo papà in questi giorni. Una roccia. Di quanto siamo infinitamente grate a Matteo di averci dato il privilegio di essere state parte dei tuoi ultimi istanti, delle tue ultime risate, di averti vista sposa, tu che con il tuo bouquet lampo di 5 rose bianche e un gran cereale mangiato come torta nuziale, hai avuto la forza di farci ridere con una battuta mentre pronunciavi il tuo sì con gli occhi pieni d'amore. C'è un vecchio proverbio che dice: si vive 2 giorni e uno è già passato, e noi da oggi vivremo anche per te.